Ciao, sono Giampiero Amato e oggi voglio parlarvi di uno degli strumenti tradizionali siciliani che sono diventati simbolo e identità sonora della Sicilia nel mondo. Il marranzano è uno strumento che appartiene alla famiglia degli idiofoni, ovvero gli strumenti che emettono un suono, una frequenza con una parte integrante del loro stesso corpo. Ma come mai questo strumento non emette nessun suono se lo maneggiamo in questo modo singolarmente? Semplice, perché al marranzano manca la cassa armonica. Ecco perché per suonarlo dobbiamo accostarlo alla nostra bocca, alle nostre labbra, anzi più specificamente tra i nostri denti, e percuotendo la sua lamella di acciaio temperato, la nostra bocca diventerà la sua cassa armonica in prestito e così otteniamo il suono del marranzano. Marranzano o schiacciapensieri è il suo nome in lingua italiana, ma in Sicilia i suoi nomi cambiano a seconda del suo luogo di provenienza. Per esempio, tra i nomi più diffusi possiamo sentire Mariuolo, Nangalarruni, Amulinciana e uno dei più belli, a mio avviso, è Usenti Casona. La domanda più frequente che mi viene fatta alla fine dei miei spettacoli, dove suono tutti i miei strumenti tradizionali, tra cui anche il marranzano, è sempre se è possibile farsi male ai denti o alla lingua mentre si suona il marranzano. Basta fare un po' di attenzione utilizzando la bocca nel modo corretto, è praticamente impossibile farsi male, quindi suonate tranquillamente il marranzano.